Marghera. Una quindicenne residente sui Colli Euganei è stata picchiata mentre era alla nave De Vero insieme agli amici. Il gruppo si sarebbe incontrato con altri ragazzi, lì sarebbero iniziati insulti e accuse, con la quindicenne invitata fuori da un'altra ragazza per sistemare la questione. Una volta all'esterno si è presa 3 pugni al viso, tanto forti da stordirla. Poi è arrivata una seconda ragazza che ha iniziato a darle anche calci alla pancia. È stato il responsabile della sicurezza a chiamare la polizia dopo che alcuni clienti avevano soccorso la quindicenne. Quando la volante è giunta sul posto, la giovane era in stato di shock, camminava a fatica. È arrivata anche la mamma che l'ha accompagnata al pronto soccorso. Le immagini del pestaggio sono ora in mano agli investigatori della squadra dell'ufficio minori della questura di Venezia, in attesa che i genitori formalizzino la denuncia. Maerne. Nuovo colpo allo sportello del Banco San Marco, già visitato lo scorso settembre. I testimoni hanno segnalato la solita auto nera fuggire con 3 banditi a bordo dopo che avevano messo a segno il colpo. Ancora da quantificare il bottino. La deflagrazione ha anche causato un piccolo incendio, per cui sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Possibile che una parte dei contanti sia andata bruciata. Pramaggiore. La pattuglia dei carabinieri ha incrociato per strada un'auto sospetta che viaggiava a forte velocità nella direzione opposta. Neanche il tempo di iniziare l'inseguimento che i malintenzionati hanno perso il controllo del mezzo quasi subito, andando a finire in un fosso. A quel punto hanno abbandonato il veicolo fuggendo a piedi per i campi. L'auto è risultata rubata in Toscana. All'interno c'erano gli arnesi da scasso che con ogni probabilità i ladri avrebbero utilizzato di lì a poco.